Siamo in Costa Rica, nel Parco Nazionale del Corcovado, nel sud-ovest del paese. Qui vediamo una bellissima rana freccia, chiamata così perché gli Indios del Sud America usavano le tossine contenute nella sua pelle per avvelenare le frecce e cacciare gli animali. Questa specie si chiama Dendrobates auratum ed è una delle rane più belle del Costa Rica. In effetti sembra dipinta con l'aerografo. Come vedete non è un animale molto pauroso, si muove abbastanza lentamente. Perché? Perché la sua strategia è farsi vedere, in quanto i suoi colori brillanti sono un avvertimento per i predatori. Infatti contiene delle sostanze molto velenose sulla pelle che rendono questo anfibio immangiabile. A lungo si è cercato di capire da dove derivasse questo veleno. Perché? Perché gli esemplari che vengono tenuti in cattività perdono la loro velenosità. Solo recentemente si è scoperto che queste tossine sono ricavate da queste piccole rane da alcuni insetti di cui si nutrono, in particolare alcuni coleotteri merilidi.